E questa è la pesca dello stagno di Cabras, la vagantiva, è una pesca antica che si fa in questo caso con due barche che lavorano accoppiate. Sì, questo è il metodo chiamato suvarico. Suvarico che è traducibile tranquillamente due barche, un paio. Due che come vedete stanno calando una rete, disegnando una sorta di semicerchio per calare la rete. Viene fatta in silenzio questa operazione, molto silenzio. Esatto, quindi non garantiamo il risultato, ma noi ci stiamo provando anche per mostrarvi un sistema di pesca. Del resto non sarebbe il momento più giusto né per l'orario, perché comincia ad essere mattina, il sole comincia a salire, né per il periodo, perché ancora i muggini sono piccoli e quindi non si devono pescare, assolutamente, perché altrimenti poi la cooperativa come fa? Sono praticamente un consorzio che fa capo a 11 cooperative. Quanti addetti ancora? Quanti sono i pescatori dello stagno? All'interno del consorzio fanno capo circa 150-160 pescatori. I veri nemici della pesca qui nello stagno sono i cormorani in realtà, che arrivano a novembre e fanno veramente razzia. Ci portano via tutto, quello che noi stiamo rispettando adesso ce lo mangiano i cormorani d'inverno. Il bastone per richiamare il pesce? No, proprio per richiamarlo e per spaventarlo. Diciamo che il rumore fa correre il pesce che va a sbattere contro la rete, questa dovrebbe essere la logica della nostra operazione, anche se a volte il pesce lo ignora. Il cefalo, il muggine si pesca così, con questo sistema. Ora capite perché è fondamentale il silenzio più assoluto, perché ci sono i richiami che devono essere assolutamente rispettati, anche l'altra barca lo sta facendo. Ora siamo al centro della rete. Sì, siamo al centro della rete. Stiamo cercando di portare i pesci dove abbiamo finito di buttare le reti, perché è più acuta la circuizione, quindi il pesce si trova a difficoltà a girare. Come si sceglie il punto dello stagno dove calare la rete? No, solitamente non c'è mai un punto preciso, solitamente si guarda dove ci sono i pesci. I pesci si spostano allo stagno, una volta sono qui, una volta sono a 5 km da dove stiamo adesso. Non è un problema quello, il problema è che se il pescatore riesce a vedere il pesce, lì entra in gioco l'abilità del pescatore e anche la fortuna naturalmente. Arrivando qui, a un certo punto i nostri amici pescatori hanno avvistato un branco molto numeroso di muggini. Ci hanno pensato un po'. No, non era possibile, avremmo recato un danno non indifferente. Perché voi lavorate autoregolamentandovi, questo lo fate da sempre? Sì, il consorzio è provvisto di un regolamento interno molto rigido. Oggi per esempio si sta pescando quello che sarà poi il muggine per la bottarga e quindi già per mantenere la famiglia si sta sacrificando una risorsa che a settembre-ottobre dovrebbe essere disponibile. Sì, e da quando ci sono i cormorani purtroppo siamo costretti quasi quasi a sviare le nostre tradizioni, il nostro modo di fare e di pescare all'interno dello stagno. E anche delle difficoltà economiche alla quale il Consiglio di amministrazione giustamente deve dar atto che le famiglie non possono restare senza stipendio. Noi siamo abituati a vedere la pesca qui a Cabras nelle peschiere con i lavorieri, questa è una pesca diversa. Questa è la pesca, bellissima. È la pesca che piace al pescatore, questa è la libertà, questo è il bello del pescatore, dovrebbe essere il bello, purtroppo non lo è più. Salpiamo? Sì, salpiamo. Da quanti anni sta qui Luigi? Io qui ci sono del ragazzino, solo che le capanne costruite nel 72 e dal 72 fino a oggi non mi sono mosso di qui. È l'ultimo capanno rimasto qui a San Giovanni in Segno, sì, non ce ne sono altri? No, sei solo questo. Gli altri che fine hanno fatto? E li hanno demolito e è andato poi tempo, hanno messo fuoco per fare pulizia. Le posso chiedere quanti anni ha Giovanni? Io ho
4 anni. Quindi lei faceva il pescatore? Sì, sì. In laguna o in mare? Mare vivo, non la laguna, mare vivo. Questo l'ha costruito proprio lei? Sì, sì. Il suo però ha dovuto rifarlo praticamente perché gliel'hanno incendiato. Praticamente è successo questo incendio e sono stata costretta a rifare di nuovo. Completamente, è andato in fumo tutto. Non ho trovato un chiole. Ma come fa a stare qui con l'acqua? L'acqua ce l'ha? L'acqua corrente? L'acqua, no, non c'ho corrente perché il comune non mi ha dato possessione della corrente. Quindi non ha elettricità e non ha acqua? No, niente. E allora va a dormire al tramonto? E vado a dormire al tramonto. E si sveglia all'alba. Non se ne andrà mai da qua? Non ha No, accettato molto. che venisse demolita la No, capanna? molto sì, ma vivo no. Sassolino nella scarpa, che mi fa tanto tanto male, batto i piedi in su e batto in giù, giro mi giro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, cerco sorridere alla luna, provo a fischiettare e da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male. Camminamenti in legno per rispettare e proteggere questi granelli di quarzo. Di quali materiali sono composti? Sono realizzate in pieno di Svezia, vengono lavorate appositamente per proteggere le nostre dune. Esatto, e per avere anche una certa durata, no? Giustamente, vengono impregnate con del materiale all'acqua, appositamente non inquinante per il mare. Quante ne state posizionando qui a Iseruttas? 80 moduli in questo momento. Un'ottantina, non sono pochi. 80 moduli perché sotto di noi, adesso dovremmo calpestarlo inevitabilmente, c'è l'oro bianco, lo vogliamo chiamare così, questi granelli di quarzo preziosi per la costa del Sinis. Sono circa 10 chilometri di costa interessati da queste spiagge, vanno da Maimoni fino a Mariermi. Sono dei granelli estremamente preziosi per il fatto che non sono riproducibili, nel senso che è ciò che rimane di un'antica valle che si è deposta quando il livello del mare sicuramente era più basso. Ma perché, lo chiedo al geologo, è così importante conservare una spiaggia a relitto come questa? È importante proprio per il fatto che non si riprodurrà. Ci sono molte spiagge come questa al mondo? Sì, no, al mondo diciamo che non credo che ce ne siano altre. Questa abbiamo detto che è rara, ma io penso che sia unica. È una nuova campagna di Mare Vivo questa. Una nuova campagna di Mare Vivo promossa dal Ministero dell'Ambiente per favorire la conoscenza delle aree marine protette e della biodiversità che viene conservata nelle aree marine protette. Sono campus giornalieri per ragazzi dai 6 ai 14 anni, abbiamo predisposto una serie di materiali molto accattivanti. Vediamo qualcosa, dove sono? Qui, naturalmente conoscere la spiaggia, le dinamiche della spiaggia, anche i piccoli oggetti che si possono scoprire nella linea di costa, anche lungo la battigia, è importante. Abbiamo qui dei pannelli con didascalie che servono solo come punto di partenza per poi fare snorkeling, per poi esplorare la spiaggia in altro modo. Abbiamo qui anche il tesoro del mare, che sono i bambini stessi che raccolgono. Queste sono tutte attività assolutamente gratuite che stanno avendo un notevole successo. E che Mare Vivo porta avanti già da anni, ma questa, direttore, visto che qui ne parliamo anche insieme, è una nuova campagna appunto che in qualche modo interessa le aree marine protette. Esatto, da qualche anno a questa parte l'ente gestore dell'area marina protetta promuove la campagna di sensibilizzazione Amico non portarmi via per la tutela delle sabbie di quarzo, un'iniziativa che riscontra un'ottima partecipazione da parte dei bagnanti, che vengono sensibilizzati sul corretto utilizzo della sabbia e quali sono i comportamenti da adottare per
per evitare il prelievo involontario della sabbia. Qui invece parliamo appunto di campus giornalieri che organizza Mare Vivo in collaborazione con voi. Esatto, abbiamo avuto la fortuna di ricevere dall'Associazione Mare Vivo questa iniziativa che abbiamo condiviso. La campagna si chiama Estate nei parchi. Estate nei parchi, si svolge non solo in quest'area marina protetta ma anche nell'area marina protetta di Capo Carbonara e in un'altra area marina protetta siciliana. Noi siamo ben felici di accogliere questa iniziativa perché ci consente di potenziare le nostre attività che svolgiamo durante l'estate. E allora direttore, approfittiamo di questa passeggiata lungo costa per inquadrare anche l'area marina protetta, vederne i confini, i limiti. Ci troviamo ad Isarutas, che è una delle spiagge di quarzo dell'area marina protetta, insieme alla spiaggia di Memoni e a quella di Mariermi. Sono spiagge uniche nel panorama regionale e nel contesto euromediterraneo, ma credo anche nel mondo. Qui non c'è alcuna zona integrale di tutela, quindi qui si può fare tranquillamente il bagno, si può transitare, navigare. Questa è zona C? Esatto, questa è una zona C, in questa zona di tutela parziale sono consentite le attività regolamentate dall'ente gestore. In questa fase l'ente gestore è in attesa della pubblicazione del nuovo decreto che amplia i perimetri dell'area marina protetta. Nel frattempo le regole mi sembrano abbastanza chiare per tutti i fruitori. Sì, le regole sono abbastanza chiare. Fanno anche parte della sensibilità degli imprenditori di tutti i locali che comunque fanno turismo e considerano il turismo oggi una risorsa importante, ma un turismo sostenibile, quindi compatibile con la tutela dell'ambiente. Esattamente, per missione istituzionale l'area marina protetta non svolge solo attività di tutela dell'ambiente, ma anche attività di valorizzazione. Nell'ambito di queste attività è sempre più forte l'attività finalizzata a coinvolgere la popolazione locale, soprattutto gli operatori, con i quali da alcuni anni a questa parte l'area marina protetta ha lanciato la creazione di una rete degli operatori locali per costituire un sistema che sia finalizzato appunto a promuovere in maniera unitaria e coordinata l'area marina e il territorio di Cabra. Però diciamocelo, se qualcuno viene beccato ripetutamente ad asportare l'arena da questa spiaggia, la multa se la prende. Esatto. Pero bom bom be